Sfilate la corona di spine dal capo di Gesù. Si rinnova nella chiesa primaziale di San Paolo Apostolo a Olbia il rito della passione e morte di Gesù, Siscravamentu. La deposizione del Cristo dalla croce sarà messa in scena dall'antica confraternita di Santa Croce, che ripercorrerà il passo del Vangelo con Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, interpretati da 2 confratelli. I canti saranno eseguiti dal coro Olbia Folk Ensemble. Un rito che si svolge al centro della chiesa davanti all'altare, dove viene allestito il patibolo formato da una grande croce di legno che accoglie simbolicamente il corpo martoriato del Cristo. Quest'anno il parroco di San Paolo Don Gianni Satta ha affidato il commento a un ospite d'eccezione, lo scrittore Marcello Fois, che racconterà il dramma dello schiodamento in lingua nuorese. È uno scrittore, ha detto Don Gianni Satta riferendosi a Fois, un commediografo, uno sceneggiatore di lingua italiana che ha accettato di esprimere ed evocare il sentire profondo nella lingua materna, il sardo nuorese, senza una gabbia linguistica, nella libertà di una comunicazione originale. Siscravamentu sarà trasmesso in diretta da Tele Sardegna, canale 13 del digitale terrestre, in collaborazione con Olbia Nova, venerdì 29 marzo a partire dalle 21.